Il museo e laboratorio interattivo del mare, fondato dal capitano Ferruccio Falconi, capopilota emerito della Corporazione Piloti di Rotary Veneto, aumenta le sue attività e amplia il proprio raggio d'azione. Il Falco, a 96 anni, è ancora in pista con grande entusiasmo impegnato nella formazione culturale dei giovani. L'ingresso al museo è sempre gratuito e qui si può respirare la tradizione culturale marinara ma anche contadina di Venezia. Il museo si trova in via Biagio Giuliano al Lido di Venezia. Per dare una lezione a tutti i veneziani di ripescare l'orgoglio degli antichi, di quelli che ci hanno lasciato questo tesoro immenso. Erano tutti marinai, oggi non lo sono più. E questo museo, voluto da me, il Museo Attivo Falconi, insegna a tutti ad andare per mare, perché i veneziani erano marinai e contadini e ci sapevano fare. Le porte sono sempre aperte a tutti, con tante sorprese che possono trovare i visitatori. Ho offerto il mio museo, è il museo attivo dei campi e del mare. Il museo attivo è una novità assoluta da imitare, non solo a entrata gratuita, ma a lezioni di marineria, perché questo è importante. Il futuro di Venezia è nel ritorno al mare. E io e con i miei figlioli Nicola e Andrea ci battiamo perché sia realizzata questa realtà, una realtà lodevole, perché con la terraferma Venezia non c'ha niente a che fare.